Grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità della nostra mozione sulla presa in carico dei pazienti post-Covid e dei conseguenti follow-up. Gli studi ci dicono che molto spesso in un paziente su 5 i sintomi permangono anche dopo 5 settimane. I sintomi possono essere più frequentemente l'affaticamento, ma possono riguardare anche sintomi respiratori, cardiaci, dolore muscoloscheletrico, anche depressione, insonnia, eccetera. È fondamentale quindi dare indicazioni ai pazienti sulla durata dei sintomi, sui numeri a cui rivolgersi per avere un aiuto e garantire quindi una presa in carico di un'equipe multidisciplinare, dal medico di medicina generale alla riabilitazione ai servizi specialistici. Va garantita un'assistenza omogenea su tutto il territorio regionale e tra l'altro nella nostra mozione noi chiedevamo anche l'esenzione del ticket per questi controlli perché riguarda materia di salute pubblica in un momento di epidemia.